La pericolosità della frana di Comprealte arriva al Ministero dell'Ambiente. Lunedì 4 febbraio, su invito del consigliere comunale con delega ai lavori pubblici Massimiliano Bruni, il senatore Massimo Ruspandini si è potuto rendere conto personalmente della situazione che ormai da diversi anni interessa la zona nel comune di Sora. Ad illustrare nel dettaglio la situazione della frana, il dirigente del settore tecnico del comune di Sora, l'architetto Pio Porretta. Per la frana nel 2012 era già stata realizzata una relazione geologica che ne evidenziava la pericolosità, tanto che erano stati richiesti, con un accordo di programma tra Ministero dell'Ambiente e Regione Lazio, fondi per circa 2.400.000 euro, ad oggi però non finanziati. Di frane ce ne sono diverse, quella più importante e merita maggiore attenzione appunto in questa zona di Comprealte. Sappiamo tutti che non solo il comune di Sora, ma posso permettermi di dire la totalità dei comuni italiani non hanno quelle risorse finanziarie e economiche per risolvere una problematica di queste dimensioni. Ragion per cui ho voluto interpellare l'amico nonché collega di partito di Fratelli d'Italia e senatore della Repubblica Italiana Massimo Ruspandini al fine di portare la nostra voce con la sua attività politica e con la sua azione politica, e sono convinto che con la sua interpellanza direttamente al Ministro dell'Ambiente si possa accendere un faro, ma io spero una speranza al fine di risolvere appunto questo problema che da molti anni vive questo territorio. Purtroppo nella zona, oltre alla pericolosa frana che ormai da anni interessa la località Comprealte, un altro movimento franoso si è creato più avanti. La piccola stradina che conduce verso un abitato di 7 famiglie a causa del maltempo si è ancor più ristretta, creando non poche difficoltà ai residenti. Dopo il sopralluogo, il senatore Massimo Ruspandini ha assicurato il suo impegno per sollecitare il Ministero dell'Ambiente a porre in essere un intervento speciale per la zona Comprealte. In particolare qui siamo molto preoccupati perché queste frane, ripeto, che da tempo già avevano destato allarme, con le nuove precipitazioni e anche considerando il fatto che siamo in una zona altamente sismica, sicuramente non ci fanno dormire sonni tranquilli. C'è grande preoccupazione da parte degli abitanti, ma sicuramente ci deve essere la giusta attenzione da parte delle istituzioni, per cui interrogherò il ministro Costa e cercheremo nelle commissioni di poter essere utili, cercando anche in regione o con il ministero di trovare dei fondi per un intervento speciale, perché secondo me la situazione è di quelle importanti. I residenti di Comprealte da tempo aspettano con ansia che finalmente si possa mettere in sicurezza l'intera zona. Sono residente in questa zona da circa 40 anni e ne ho viste di cotte e di crude, però andiamo sempre a peggiorare perché la situazione non è che migliori. Adesso speriamo, dopo questo evento catastrofico qua, di questa frana che ci mette a rischio di non poter tornare a casa o uscire, confido nelle istituzioni che si sono presentati quasi solerti, perché oddio, e speriamo bene. Però l'importanza, la cosa che ci preoccupa a me personalmente, come tutte le altre famiglie che vivono a monte della frana, è il fatto che se uno disgraziatamente dovesse avere bisogno di un'ambulanza o un mezzo di soccorso, qua saremo destinati, cioè perché non ci passa proprio praticamente, ecco, non è che vogliamo autostrade, tappeti rossi e quant'altro, però almeno si può contare su un intervento per la propria salute.